Bella ragazzi, a tutto il comando veneziano, siamo in Slovenia. Il total score è bellissimo, siamo tutti là, i fantastici tre, i tre tenori. Adesso abbiamo una individuale, più 5 più di gradi, dobbiamo continuare così. Ok, andiamo raga. Non ci possiamo permettere errori al tiro, neanche mezzo, neanche un quarto. Vai raga, finora non sono primo in niente, purtroppo. Dai raga. 3, 2, 1, vai. Vediamo cosa combiniamo. Non voglio sprecare troppe energie nell'up one. Questo è l'obiettivo. È un cume arrogante quello di oggi che vuole stravincere. È già importante arrivare a podio. Giacomel. I tre tenori sono già avanti. Giacomel e Marecek primi e terzi. E zero errori al primo poligono. Tutto molto bello. Il cume sta attaccando ma non vuole sprecare troppo all'inizio. Voglio fare un primo giro in relax. Tra virgolette. Ah, è chiuso stavolta. Per il giro 2 comincio a pompare, però almeno il primo giro me lo voglio tenere un po' più morbido, con solo in salita, diciamo, boost. Vediamo se è la scelta giusta. Staremo a vedere come. Buono, il primo giro è andato, un giro fatto onestamente abbastanza in relax, infatti più 1 e 3. E mo vediamo. È già un errore che mi costa carissimo, incredibile. Qua ho l'aumento dei secondi, quindi figuriamoci. Porca miseria. Tanto che mi sparavo l'individuale. Marecek ha fatto un errore comunque, eh. La miseria. Brutto brutto errore del talentissimo. Adesso il come comincia a lanciarsi, ma se non sbaglio il primo poligono, la miseriacciola. Non sono contento. Giacomel ne sbaglia uno anche Giacomel, quindi diciamo i tre tenori sbagliano tutti e tre. E questo è importante. Oh. Sono un po' incazzato perché sbagliare, regalare proprio il primo poligono mi girano i maroni, sinceramente. Vabbè, adesso vediamo, sicuramente il podio è andato perché non devi sbagliare nulla per il podio a questi livelli. Stiamo guadagnando qualcosa, ma poco, poco, poco. Ahimè.
Carico bello veloce. Se non sbaglia qualcuno davanti. E chiaramente non posso più permettermi neanche un errore, cosa alquanto dura. Buono però. Purtroppo l'amarezza è tanta per aver già sbagliato al primo polig. Siamo ottavi adesso. Marecek fa 2 errori però, questo è anche importante per la generale. Vediamo, l'individuale è strana. Quindi dove l'errore purtroppo il poligono pesa molto molto di più. Quindi l'individuale con 0 errori ce la faccio secondo me a vincere. Però devo farne 0 qua. Adesso vediamo quanti errori porto a casa nei prossimi 2 poligoni, però secondo me basta un errore per andare fuori dal podio. Questa è la realtà, ahimè. Dai, come spinge. Non so perché in certi punti non mi fa boostare, ma tutto molto curioso. Sempre 17 e 15. Ho bisogno che davanti devono sbagliare tutti. Almeno un errore devono fare tutti davanti, se no so cazzi. Devo fare una rimonta incredibile, raga. Qualcosa rosicchio, ma... Andiamo al penultimo colpo. La proiezione diminuisce ovviamente, questo è positivo perché hanno sbagliato i big per fortuna. Però è chiaro che non devo più sbagliare, non è semplice. Buono. Simon, 0 errori Simon, incredibile Simon. Siamo quarti. Cioè Simon si sta inventando la gara della vita, cioè... Siamo di nuovo in zona podio. Speriamo che abbiamo anche vinto una gold medal con il livello insane o insane, quindi il Cume c'è. Il Cume sta dimostrando di esserci. Quarto posto. Qua 0 errori di Simon, vabbè. Vabbè, ma la rido per non piangere. Chi cazzo è Simon adesso che si sveglia? 0 errori, va a vincere sicuramente la individuale, ma la cosa dà molto fastidio. Sì, beh, è impossibile, non ha fatto errori, non possiamo recuperare. Possiamo solo tentare la del podio. Ma la vedo un'impresa titanica. ...18 secondi del primo che è irraggiungibile purtroppo. Andiamo all'ultimo poligono. Giacomelli è secondo comunque, oh. Nonostante l'errore è secondo, incredibile. Si sta provando Veneziano. Il podio non è impossibile. Devo chiaramente non sbagliare adesso.
Doppio errore. 3 errori, ragazzi. 3 errori. Sono andato fuori di testa. 3 errori. Non è possibile. Non è possibile. 3 errori, ragazzi. Ma come cazzo si fa? Mamma mia, che gara di merda. Per fortuna anche Marecek ha sbagliato tanto, ma 3 errori anche per 4-5 errori di Marecek. Però già com'è torna in testa. Incredibile. Non ho parole per descrivere lo schifo di sta gara. Tutto quello che potevo sbagliare l'ho sbagliato nell'ultimo poligono. Ci manca ancora tantissima freddezza, raga. Cioè, non siamo ancora lontanissimi dal successo generale se continuiamo così, Alterno grandi gare a sconcertanti battute d'arresto. Questa è grossissima. 3 errori all'ultimo poligono. Non sono accettabili a questi livelli. E devo assolutamente che siamo nel prime adesso, raga. Siamo nel nostro prime. Troppi errori del talentissimo. Marecek 19esimo. Stiamo dietro anche Marecek teoricamente. Incredibile. Ventunesimo. Situazione disperata per il talentissimo. 18, 19, fuori. Dai, mamma mia. Disastro assoluto. 3 errori, dai. 31esimo, già com'è il secondo. Già com'è il vuole ipotecare già l'ennesima coppa di cristallo. Scendiamo al quarto posto ed è già in fuga, già com'è, non ho parole. Adesso abbiamo una must start e lasciamo perdere proprio. Quanti errori. Vediamo da che posizione partiamo. Speriamo dalla posizione di classifica generale. Sì, manco qua. Manco qui, vai. Vai. Dopo l'individuale scandalosa sia di Veneziano che di Marecek. Con Giacomel di nuovo in fuga e Kulbin terzo, raga. Adesso vediamo. Mamma mia, come sono partiti i primi. Siamo settimi da quarti. Il primo giro magari cerchiamo di non farlo devastante. Primo giro balordo, ho perso 4 posizioni, raga. Che bello. Mamma, se è difficile sta difficoltà, raga. Dai, comandone, che hai tutto per poter sfondare. Abbiamo la curva, quella bella, la curva che il Cume ama. Questa è la classica curva cumendiana. Guarda come mi bloccano. Siamo al primo poligono. Con Giacomel che ha sempre quella cazzo di maglia gialla. Ormai è abbonato Giacomel a quella maglia purtroppo. E noi no. Solo un giorno l'abbiamo tenuta. Questo era un po' più lento. Non ero molto convinto Movite però. Ho sbagliato non in tantissimi, in realtà siamo settimi infatti. Signor benedetto.
7 place. Kume in grossissima difficoltà. Purtroppo. Alterniamo grandissime prestazioni perché avevamo fatte le grandissime prestazioni, se no, insomma, le medaglie ci sono quest'anno. Ma non basta. L'Ucraina è già in fuga. Fortuna hanno sbagliato quelli davanti a me. Nella generale. Che conta anche quello, ragazzi, non solo le medaglie. La generale è più importante chiaramente dell'Hall of Fame, però abbiamo tutto per stravincere, almeno per arrivare tranquilli a podio, cacchio. Quinta posizione, siamo tutti là. Siamo ancora tutti in corsa, ovviamente. Siamo al secondo passaggio. Siamo in quarta posizione. E vediamo la mass start che è bellissima. Velocissimo, velocissimo e fortissimo. Questo ha fatto veramente una gran cosa qua. Qua abbiamo fatto veramente qualcosa di incredibile. Siamo terzi. Recuperiamo una posizione, bravo Kume. C'è gente mai vista davanti, incredibile. Fanno tutti la gara della vita. Da com'è là, però Jack è là. Siamo tutti là, ragazzi. Non posso sicuramente pensare di aver già in tasca una medaglia, perché non è così. Dai, buttiamoci in questa discesona libera. Come già spinge, il Kume è incazzato nero dopo un individuale veramente ai limiti della schifezza. 31esimo posto per un... Cioè, a questi livelli non è solo inaccettabile, è vergognoso, a mio modestissimo parere. Guarda come spinge Veneziano. Il Kume è furioso e si vede. E siamo in first position adesso, siamo in first position, dobbiamo fare ancora 2 colpi. Vai. Buono, però perdo. Sì, vabbè, sti qua sono più veloci di non so chi. E non sbaglia nessuno, incredibile. Da primo a quinto, cioè... È dura, è dura. Perché anche al poligono difficoltà massima è dura. Però ci proviamo. Ci proviamo, raga. Ho sparato bene, neanche lentissimo. Fesso ultimo. Cioè, dei primi 5 e siamo arrivati a essere ultimi, gira un po' i coglioni. Detta proprio simpaticamente. Ora sta arrivando. Ma la situazione è durissima. Dai, comando, recupera. Sta recuperando di gran carriera Veneziano. Sta dimostrazione che è il più forte sugli sci.
E siamo all'ultimo poligono. Siamo all'ultimo poligono. Senza vantaggio praticamente. Solo. Dobbiamo sparare perfettamente. Non ci credo, nonostante tutto, siamo comunque... No, vabbè, cioè, mi sono rotto i coglioni, però... È incredibile! Quarto posto. E ho sparato anche veloce. Ma chi è sta gente? Non sbagliano più. Cioè, sti qua, adesso che sono davanti, non sbagliano più. Grottesco. A dir poco vergognoso. Cioè, non ce ne va una giusta. E questo è l'ultimo giro, non ha anche più potenza. Vabbè, va bene. Cioè, non ho parole. Sempre davanti. Non sbagliano un colpo adesso. Sta spingendo più che può Veneziano, ma anche il podio, ahimè, è andato. Nonostante zero errori. Vabbè. Abbastanza ridicola la cosa, ma devo accettarla. Sì, sì, quarto posto. Incredibile. C'è ancora il... Hai rotto i coglioni, Giacomella, cagare. Quarto posto. Senza errore il poligono. E anche sparando discretamente veloce, secondo me, rispetto al solito. Vediamo, è sempre uno. Mi cambia poco. Fiori, it's impossible. Mamma mia, che dura, Fiori. Benissimo, durissimo. Stavo pensando, no, sinceramente non mi interessa niente delle staffette adesso. Io mi alleno ancora nello shooting, non mi interessa. Ok, accuratezza al 100. Interessa anche nel secondo, il bonus. Abbiamo sprint in Svizzera. Vediamo la classifica un attimo. Total score, siamo di nuovo terzi, ma vicinissimi. Già com'è che ha rotto i coglioni. Allora abbiamo 0-5. Raga, vai raga. Quarto posto amarissimo. Adesso nella sprint ovviamente non posso permettermi errori. Vai. Vieni a spingere la manetta, Fioi. Detto che è pazzesco però. Cioè, come ho fatto arrivare al quarto non lo so. Senza errori. Comunque sparando veloce per i standard. Giacomello non c'è, quindi non ho neanche l'intertempo. Molto bene. Hanno punti di riferimento. Dai come dove. Spingi a fondo, spingi a fondo. Perché c'è una discesona di quelle proprio arrogantissime. E qua ragazzi arriviamo ai 62, qua andiamo veramente a fare una discesa libera. Buono, dai. È un bel meno 2,7 di proiezione, ma dobbiamo sparare bene.
Primo, buono. Dai, come pompa, pompa, pompa. Ho perso qualcosina come al solito. Eppure non sparo lento, sono loro che sono mostri, dai. Sono mostri purtroppo. Dai, spingi, venezianone. Due, uno. Siamo ancora dietro per pochissimo. Siamo dietro per pochissimo. Andiamo Basler primo, cioè il bulgaro. Incredibile. Adesso è il bulgaro che si è inventato la gara della vita, chissà. È tutto da capire, raga. E adesso andiamo alla discesona, questa dobbiamo farla veramente a bomba. Boom, 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 boom. E ci ripigliamo quello che è nostro. Possiamo anche spingere l'ultimo giro. Proiezione meno 5-2. Dai. Dai, un po' lentino, ma ho preferito, diciamo, prendermi un secondino in più. Siamo di nuovo dietro, purtroppo. Perso parecchio. Ah. Che due ball devo recuperare in pista adesso. Che palle non avere un point of referiment in inglese. Perfetto. Sempre secondi, però mancano i big, mancano i tre tenori purtroppo. Vai, spingi come, spingi, 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 questo è il tuo punto, questo è il punto comendiano, dai, 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 dai. Qualcuno sta dando no tanto tutto. Vai. Siamo ancora dietro, però incredibile. Sta dando tutto il comendone. Primo posto già andato, primo posto già andato, incredibile. Vabbè, ho fatto il possibile, ma ho sparato lento, ahimè. Vediamo. Già terzo. Quarto, zio Ken. Dai, seconda medaglia di legno? E seconda di legno, e seconda già com'è, l'hai rotto i coglioni. No, vabbè, incredibile, incredibile. Ancora quarto. Ancora quarto. Non so più che fare. Total score, torniamo secondi, ma già com'è il stato, cioè, ancora 90, incredibile. Incredibile, non riusciamo a venirne fuori. Inseguimento. Sì. Non riusciamo a venire fuori da questa situazione. Due quarti posti. Cuba è furioso. Si parte, ragazzi, perché si è inseguito il Cume ama le gare in seguimento. È Marecek. È partito malissimo Marecek, ha fatto una bruttissima sprint. Marecek è il leader.
Ma Giacomelli è il leader della generale, c'hai rotti i coglioni Giacomelli. È impossibile vincerle tutte. Ho guardato un po' le carriere degli altri, nessuno ha ha un uomo che ne vince così tante. Solo il Kuma, chiaramente. Only Kuma. Solo il Kuma è sto fenomeno. Vabbè. Come essere più forti di tutto, raga. È diverso questo tracciato, però rispetto a quello della sprint. Il primo giro è già andato, di questa inseguimento, di questa gara inseguimento, dove Giacomelli stranamente è primo. Io ho perso 2 medaglie, 2 podi, 2 quarti posti. Incredibile. Veramente non sbaglia nessuno davanti, ovviamente. Ma però almeno il podio lo voglio, magari il seguimento lo voglio, il podio, lo pretendo. Giacomelli ha già un bel vantaggio, Questo gioco è veramente dire impegnativo e dire poco la difficoltà massima, però è più bello così, noi lo vogliamo così. È così che ci divertiamo. Sta spingendo tanto Veneziano e sta anche raccimolando, sta recuperando. Sta recuperando il Kuma, mai dura, mai dura, mai dura. Tanto il norvegese Legrid. Nonostante i parametri altissimi, l'ucraino ancora non si vede, Siamo secondi praticamente. Giacomo sbaglia, anche lui è umano. Colpi perfetti, colpi perfetti. Lagridi non sbaglia, ovviamente. Rimaniamo terzi, ma stiamo recuperando, dai. Cerchiamo assolutamente di mantenere il terzo posto blindato, dove già tanto. Per me che non riusciamo a guadagnare niente su Giacomelli, cioè Giacomelli non sta sbagliando una gara, Era partito forse un po' in sordina. Adesso sta distruggendo tutto e tutti. Ragazzi, vincere Hall of Fame sarà durissima, perché ancora anni davanti Giacomelli, Non è che si ritira domani. Giacomelli, il mas grande, Giacomelli, il mas grande. Poi esagerato per cercare di recuperare qualcosa. Così arriverà il poligono distrutto, secondo me. Non una gran cosa. Siamo al penultimo tiro. Doppio errore, grande, come grandissimo. Avevano sbagliato anche gli altri. Vabbè, sono proprio un cretino allora. Doppio errore addirittura, me lo merito di non mandare a medaglia. Perdo anche il podio.
Addirittura sesto, mamma mia. C'è niente da fare, non riesco proprio a venirne a capo. Non ho proprio la costanza di non sbagliare in tutte le gare. L'è dura. Nonostante parametri mostruosi, l'è dura. Però abbassare la difficoltà non ha senso, perché se abbasso la difficoltà stravinco. Solo che so ragazzi, però la vittoria sarà durissima perché vedo che non ho margine, nel senso non posso sbagliare niente. E qua poi non mi dai neanche il boost, grazie amore. Posso anche migliorarmi quanto voglio le statistiche. Serve un cazzo. Credo che 2 colpi proprio. Peggio di così non poteva andare. Mi avevano sbagliato entrambi davanti. Vabbè. Purtroppo non basta, davanti non sbaglia nessuno. Lagrid, erroracci di là, mamma mia Lagrid. Che Giacomello ha perso la first position. Bastava veramente un errore della podio. Con 0 errori la vincevo secondo me. Primo o secondo. Sono tutti là, sono tutti là. Sta anche provando il Kuma, ma no, purtroppo nella parte scelta non puoi guadagnare così tanto da sopperire lo sparo. Quello è il discorso. Purtroppo la situazione è questa. Sta provando ad arrivare almeno quinto. Quinto posto. Sempre ai piedi del podio praticamente. Non me ne gira una giusta. Ormai è quasi imprendibile Giacomello. Total score. Siamo secondi, messi anche bene, ma 150 punti. Salutiamo. Sprint in Norvegia, andiamo. Sto sbagliando troppo però. Ok, siamo tutti là. Dobbiamo sperare veramente in qualche battuta d'arresto di Giacomello se vogliamo riaprire la corsa per la generale. Siamo secondi, ma Giacomello... Cioè, mai visto una roba del genere, nessuna carriera di nessun utente. Arrivo io. Vai. Incredibile. Incredibile. Giacomello parte per 31esimo. Nelle prime posizioni c'è Italia con Giacomello e Veneziano nella generale, una cosa bellissima per il movimento, ma comincia a essere fastidiosa per il Kuma. Non ne può più di vedere sempre Giacomello. Che 2 coglioni Giacomello. Mamma mia. Da amici stanno diventando nemici. Adesso vediamo cosa combiniamo. Dai, comandone, dai. Siamo nella patria del biathlon.
Vai Comendon. Andiamo al primo piattello. Sì, il primo piattello, il primo poligono. Dai. Non velocissimo, ma neanche iperlentare Giacomel. Ciao Giacomel, ciao. Giacomel ne canna almeno uno. Neanche uno cannato Giacomel, evviva! Jack non sbaglia nulla, Jack. Giacomel non ne sbaglia mezza. Tanto Mandzukic di battuta come soprannome come indiano. Zero errori e alla grande. 5-8 di svantaggio da Mandzukic, mamma mia. Posso avere quanti parametri incredibili. Che tutti a 100, non cambia nulla in questo momento. Sta pronto tutto il cuore, sta addirittura perdendo la Mandzukic, che bello. Proiezione orribilante, 4-1. Da fare. Nulla da fare purtroppo. 8 secondi da Mandzukic, signori. Si è svegliato anche l'ucraino, signori. Adesso vediamo cosa combina Giacomel. Mi sembra rimane cappella e Giacomel. Tutti li azzecca Giacomel. La proiezione è terzo posto, ai ai ai. Se Marecek fa meglio, anche qua quarti. Yuhu. Mamma mia, che disastro, raga. Non pigliamo una medaglia oggi. Anche per questo il Kuma non fa più le staffette, perché si è rotto 3/4 di pacco. Marecek errori comunque. Marecek errori per Marecek. Un doppio errore per Marecek, l'unica soddisfazione è questa. Prova a spingere qualcuno. Prova a spingere il talentissimo. Ma già, anche Giacomè, no, ma... I primi due sono già assegnate le prime due medaglie, ahimè. Neanche Simon è là, Non ci credo. Rischiamo di perdere anche l'ennesimo bronzo almeno. Neanche a quello. Secondo. Ma sicuro terzo. Cioè sicuro... No, via, dai. Madonna, che schifo. Ancora... Non ci credo. Ancora medaglie... 3, bro. No, vabbè, 3 medaglie di legno, no. Ma 3 legni, no. Cosa è successo?
Ok, eccoci qua. Terza medaglia di legno. Mamma mia. Una sfiga senza pari proprio. Maricek sta crollando. Iniziamo, chiudiamo con un inseguimento. Ma sono nero, sono nero. A questo tempo siamo già a 50 minuti, quindi ci fermiamo qua anche perché dopo queste 3 medaglie di bronzo, sinceramente, cioè di legno, mi sono rotto le balle. C'è stato tutto andato nella maniera peggiore possibile. Giacomelli di nuovo in fuga. Abbiamo 4 medaglie totali, che per carità non sono poche, però che palle. E adesso dobbiamo fare un inseguimento. Abbiamo 11 secondi dai primi due e siamo quarti. Quindi tutto negativo. Raga, sotto il cordone veneziano dobbiamo veramente tirare fuori le balle perché sennò l'impresa di vincere a Insane o Insane, lascio sempre quella scelta. La Coppa di Cristallo è veramente durissima. Raga, alla prossima. Ciao!